Nel mio oggetto sociale c'è scritto occuparsi dei veneti, non di quelli che abitano a Bruxelles, a New York o da altre parti del mondo, dei veneti. Non le manda certo a dire il governatore Luca Zaia, che mette i puntini sulle i nella vicenda della ricerca di dosi vaccinali da parte della regione. Il Veneto ha infatti una capacità vaccinale 10 volte superiore alle dosi di cui dispone attualmente, perché i vaccini arrivati tramite gli accordi europei sono troppo pochi. Si può andare quindi alla ricerca di dosi in modo lecito e trasparente. Vi ripeto che noi i progetti li facciamo tutti nella legalità, tanto vero che ho chiesto al dottor Floro oggi, oltre a venire a darci la versione autentica, vi darà anche un pezzo di carta autentico a dimostrare quante monate dicono in giro per la televisione quelli che vanno a parlare a vanvera. Quindi legalità, rispetto delle regole, delle direttive, in un mondo nel quale ci sembra di essere un paesaggio lunare. L'immobilità internazionale diventa un pantano dal quale è indispensabile uscire per garantire una campagna vaccinale rapida ed efficace. Siamo davanti a un governo che non si esprime, siamo davanti a un'Europa che non si esprime. Ieri, a dire la verità, ha fatto un provvedimento, una dichiarazione tramite portavoce dicendo sì, effettivamente si possono comprare. Alle multinazionali che non hanno mai smentito questo, sembra quasi che sia un'attività, come si può dire, losca, quella di preoccuparsi della salute dei cittadini. Se poi il governo o qualche ente nazionale o qualche invidioso che c'è in giro dice di no, lo scrive nero su bianco, in modo tale che nella storia del Covid resterà scritto: il signor Mario Rossi in quella data disse alla Regione Veneto che non si poteva.